Michelangelo Del Zotto, segretario nazionale del Grande Nord, buonasera. Buonasera, grazie a voi. Del Zotto. Io stasera, mi scuso per la voce, ho sentito qualche imprecisione, devo dare d'accordo Sturaro perché questo paese hanno provato da sinistra e hanno provato da destra a riformarlo, ma questo paese non è riformabile. Dobbiamo prendere atto questo paese per i motivi già accennati. Circa Mestriner, certo il fisco, ma il dirigente romano che decide il tempo nelle elementari del Veneto ha uno stipendio romano, pagato con i soldi nostri. Allora io ricordo che l'autonomia non è figlia di Zaia, come è stato detto da Palasgo, ma neanche figlia di Morosini, è figlia di Tesserin. Il piano B predisposto da Tesserin, Forza Italia, che davanti al discorso che non era procedibile quell'altra perché troppo rivoluzionaria, hanno usato il piano B tanto per tenere buoni i veneti. Allora io domenica ero a Milano al congresso programmatico di Grande Nord, è uscita un punto di vista che il nostro nemico è Roma e il nostro amico è l'Europa. L'Europa non quella che conosciamo oggi, ma l'Europa quella delle singole realtà. Gli scozzesi, i fiamminghi, arrivo. Ma io stasera vado un attimino più sul concreto. Allora, abbiamo speso 14 milioni di euro per fare un referendum, che a questo punto è carta straccia. Io domenica ho fatto un intervento dal palco di Milano dicendo io stasera sono qua direttore perché sono stato invitato e sono di parola, io potevo star a casa, noi tutti potevamo star a casa stasera e la trasmissione non si faceva, ma saremmo persone attendibili, saremmo persone affidabili. Allora se uno mi dice entro 15 minuti ti do l'autonomia, che adesso poi abbiamo scoperto che il re è nudo, quindi non parliamo più di autonomia, andiamo direttamente all'indipendenza che facevamo prima. Se uno mi dice entro 15 minuti te la do, se un altro mi dice entro il 15 febbraio altrimenti provoco una crisi di governo, l'hai provocata la crisi di governo? Quell'altra che giù a Roma guadagna, essendo inefficace ed inefficiente perché la sua omologa del sud ha portato a casa il risultato, lei no. Io mi chiedo, io a casa mia, uno dei tre deve dare le dimissioni, se non tutti e tre. Chi ha detto 15 minuti sapendo di mentire, chi ha detto provoca una crisi di governo sapendo di mentire e chi si dimostra incapace di difendere i diritti dei veneti a Roma. Uno dei tre, chi intende? Conte, Salvini, Di Maio? Allora, Salvini 15 minuti. Sì. Di Maio? No, Zaia 15 febbraio. E la Stefani è quella che lavora a Roma per noi, in realtà non ha portato a casa niente. Allora davanti a questa situazione non c'è via di uscita, ma ripeto, noi abbiamo spostato, perché io non me l'ho messa via, io dal palco ho detto che io sono indipendentista, in stampatello maiuscolo col punto esclamativo. Abbiamo visto che l'autonomia è una burla, abbiamo visto che è improcedibile, abbiamo visto che questi con tutta una tecnica tipica di quei territori, la stanno tirando a lungo finché i veneti si stancano, si smontano, quindi non parliamo più di autonomia, mettiamo da parte definitivamente l'autonomia perché se tu mi dai le deleghe senza le risorse mi punisci, perché devi fare quello che facevi prima meglio, e ricordo che la tesoreria unica è a Roma dal 2010 e quindi i soldi vanno giù e ti tornano su, e se tu ti muovi scompostamente chiudono un rubinetto e ti fanno fare una figura, lasciamo perdere di cosa. Quindi allora do ragione a Sturaro quando dice che questo paese è irriformabile, ci avevo provato da destra, da sinistra, dal centro, da Marte, dalla Luna, è irriformabile. E allora qual è la soluzione? L'autonomia non ce la daranno mai, perché come dico sempre il PIL è diviso in 25 fette e 5 regioni mangiano 2 fette da 70 anni. Se tu da 70 anni mangi 2 fette di torta, mi vieni a spiegare perché oggi non posso più mangiarne 2, ogni privilegio diventa un diritto. I numeri sono quelli, siamo in 5 milioni, però il Grande Nord che ha rilanciato il disegno di Miglio delle 3 macro regioni, la macro regione del Nord ha 30 rotti milioni di abitanti e 30 rotti su 60 potrebbe fare anche il 50,01 nel momento giusto. E noi stiamo, poi chiudo, allacciando rapporti, non devo più elemosinare a Roma, abbiamo capito che a Roma non si elemosina. Andiamo direttamente a intrecciare rapporti in Europa con quelle forze indipendentiste che sono più esperte e sono più avanti di noi, primi fra tutti i catalani. Secondo voi
è possibile che di 74 parlamentari veneti non ce ne sia stato uno che abbia alzato la voce per dire dateci l'autonomia? Ma che cosa rappresentano i parlamentari e i ministri in Veneto? Che cosa cazzo vanno a fare? Molti li ho frequentati per 20 anni e li conosco troppo bene, perché va ben così, perché se entro nel dettaglio di quelli che sono a Roma adesso, non di 74, ma di una trentina, è meglio che io stia zitto, perché almeno la terza media io l'ho fatta, anche le elementari. Allora, siccome stasera sei tutto tu, posso esprimere il mio giudizio da pezzente o dobbiamo prendere le tue labbra? Allora, c'è stato un momento in cui Zaia aveva 2,5 milioni di veneti con lui. Io l'ho detto da questa trasmissione, sei stato il consigliere comunale più giovane d'Italia, il consigliere provinciale più giovane d'Italia, il presidente provinciale più giovane d'Italia, sei stato ministro, fai il gesto, prendi la mano e portati con te i 2,5 milioni di veneti, ti seguiranno, adesso è tardi, Zaia ha perso tutto l'appeal che aveva prima, non gli crede più nessuno, perché lo scambiano per persona, come posso dire, debole, no? Che non ha il coraggio, una persona che non ha il coraggio di fare le cose. Ormai ha perso il treno Zaia, perché non gli credono più. Io batto la strada tutti i giorni, era un semidio Zaia 2 anni fa. Ripeto, il referendum era di Tesserin, non era né di Morosin e neanche di Zaia. Chiudo dicendo che il debito pubblico l'altro ieri ha fatto un nuovo record, perché ogni volta che vengo qua c'è un record nuovo, 2.316 miliardi di euro. Allora, come ho detto a Milano domenica scorsa, io che sono nato in lire, sapete cosa fa in lire? 4,5 milioni di miliardi. Sono falliti e non se ne sono accorti. E noi siamo qua, arriverà il 27 di maggio e qualcuno, anche se avrà vinto le macerie. Perché c'è da trovare i fondi per la flat tax, trovare i fondi per la cittadinanza, trovare i fondi, l'IVA che va al 26,5. Come può l'IVA in un paese essere più di un quarto dell'imponibile? Viviamo una realtà che neanche a Cuba, voglio dire, altro che destra. Questa è Cuba, il giorno prima della caduta. Allora, come si fa a essere ottimisti in questa situazione? Io ti faccio una domanda, perché io ti stimo anche se sei... No, voglio dire... Non hai capelli. No, anche se io non sono di destra, forse sono anche più di sinistra di qualcuno, più di destra di qualcuno. Io sono indipendentista, quindi non ho questo problema. Tu come la vedi? Come esci da questo buco? Tu, o lo chiedo a Pontelli, lo chiedo anche a te, come usciamo da questo buco?